Assessore, anche quest'anno Mittelfest si candida a far diventare Cividale, il Friuli Venezia Giulia, il centro del mondo. Sì, perlomeno il centro d'Europa, allargato un po' visto che abbiamo anche uno spettacolo cinese. Sicuramente c'è un programma molto ricco, molto interessante, molto vario, che però prende anche diciamo, dei rapporti col territorio e con la storia del territorio, non solamente col nostro, perché parlando di terra e di fuoco diciamo, ci sarà proprio la connessione insomma, con il nostro essere e quindi diciamo, un programma che penso che sia appunto, effettivamente molto, molto soddisfacente e che potrà effettivamente mettere al centro dell'attenzione Cividale per tutti questi 9 giorni di interventi. C'è un'anteprima ovviamente al 13 con Sant'Anna e poi c'è un programma molto interessante con una puntata al Giovanni da Udine come sempre per gli spettacoli principali, ovviamente in teatro perché per un motivo ovviamente logistico. Ci riteniamo molto soddisfatti di questo lavoro fatto da Calabretto da Rossa. Quest'anno un particolare accento al plurilinguismo che sottotraccia attraversa tutto il programma di Mittelfest. Sì, è un ritorno alle origini. Il Mittelfest nasce come festival ovviamente transfrontaliero per l'area balcanica nostra e quindi ha sempre lavorato no, sul multiculturalismo e ovviamente quindi anche sulle lingue diverse. Ci si rientra in questa logica ovviamente in un momento in cui ci sono delle difficoltà di colloquio, quindi diciamo che in qualche modo le diverse lingue anche come strumento non di divisione ma come strumento di condivisione e di coesione e sappiamo che la nostra è una regione particolare da questo punto di vista con un multiculturalismo e un plurilinguismo importante nonostante le piccole dimensioni e pensiamo che dobbiamo restare un modello da questo punto di vista in un momento in cui diciamo, la difficoltà vera è del comprenderci non tanto di comprendere le nostre lingue. Federico Rossi, presidente di Mittelfest, questa è un'edizione veramente molto speciale, un 25esimo. Qual è il bilancio un po' della sua presidenza ma anche di questo insomma, evento? Il mio bilancio personale di grande soddisfazione per trovarmi ad amministrare insieme con altre persone un contesto culturale così importante. I 25 anni ci rimandano a quelle che sono state le origini di questo progetto culturale inteso come fondante proprio di una nuova Europa. I visionari di 25 anni fa hanno creato uno strumento sulle macerie della cortina di ferro che poneva fine all'incubo di un'Europa spaccata in due che viveva sotto minacce incombenti. Purtroppo il sogno di una vera Unione Europea non si è avverato, mi riferisco non tanto all'aspetto economico e monetario, ma ai valori migliori che storicamente, in molte fasi storiche, l'Europa ha saputo esprimere dal punto di vista etico, sociale e culturale. E oggi mi pare che l'Europa rischia o di saltare oppure deve fare un passo in avanti proprio nell'affrontare la grande sfida, soprattutto dell'esercito dei migranti, di questi disperati. Questo messaggio come viene declinato in questa edizione di MIT? Diciamo che questo messaggio è presente anche in alcuni spettacoli, anche in alcuni spettacoli teatrali. E teniamo conto che il tema di questa edizione fa parte dei 4 elementi primari che vengono sviluppati nel triennio e quest'anno è dedicato alla terra e ai fuochi, i focolai di questo momento, una terra che per noi la vita è la nostra vita, di cui siamo ospiti e rispetto alla quale abbiamo degli obblighi morali rispetto anche alle generazioni future.